e sono qui in compagnia non solo del delegato provinciale FIGC Luca Pastorello, anche di Gaetana Mancin, giusto? Gaetana Mancin, che è stata insignita di una benemerenza recentemente, una benemerenza importante, adesso diremo il perché. Insieme a noi stamattina c'è anche Chiara Bovolenta, che oltre che essere consigliere delegata allo sport del comune di Portoviro è anche proprio una parte attiva dell'associazione sportiva che Gaetana guida. E io sono rimasta veramente piacevolmente sorpresa, perché Pastorello ed io ci siamo sentiti ancora prima che questo riconoscimento venisse assegnato poi materialmente, e mi aveva prospettato appunto che queste benemerenze, che non è facile ottenere, erano inizialmente 4 da assegnare a tutta la provincia. Quindi mi aveva detto in maniera molto informale che c'era questa possibilità che anche la nostra Gaetana Mancin venisse insignita di questo riconoscimento importante, perché è un riconoscimento che viene fatto a livello nazionale dalla federazione. Quindi quando mi ha detto che c'era questa sorta di possibilità, abbiamo detto è dura, stiamo zitti, incrociamo le dita e speriamo appunto che Gaetana riesca ad ottenere questo importante riconoscimento, e così è stato. Motivo che il settore giovanile, che è quella che è specifica della Gaetana, il settore giovanile scolastico in Veneto, l'ho detto prima anche un attimino fuori dalla sala, ne aveva solo 4, mentre le province sono di più ovviamente. Alla fine delle 4, 2 sono state bocciate e sono andate avanti 2. Fatalità, entrambe sono della provincia di Rovigo. Per me è un piacere, perché riconoscere a persone che hanno dato tempo e non solo il giusto riconoscimento a livello nazionale di tutta questa attività che ha fatto, perché se facciamo mente locale, per arrivare a queste benemerenze ci vuole un minimo ovviamente di anzianità, ci vuole un minimo di attività specifica nel settore giovanile oppure nella Lega Dilettanti per l'altro settore specifico, che sono 20 anni di attività ininterrotta, perché se c'è un buco salta, tanto per essere precisi come vengono controllate questi curriculum che vengono inviati. Chiediamo a Gaetana quale sarebbe il progetto che vorrebbe portare a termine per i prossimi 20 anni. Ci sarebbe da ristrutturare il centro sociale, quello ho detto sarebbe il mio obiettivo, sarebbe il massimo, quello lì sarebbe una grande cosa. Dai, abbiamo fede. E l'amministrazione si impegnerà per realizzare il sogno di Gaetana. Abbiamo già rinnovato una convenzione, perché prima, essendo appunto della curia allo stabile, quindi molti lavori facevano fatica ad essere eseguiti, anche lavori basilari, ora ce ne siamo addossati noi, diciamo, l'onere attraverso questo rinnovo della convenzione che ha modificato la titolarità nelle manutenzioni, a provvedere insomma a questi piccoli lavoretti per il momento, che però sono importanti, e successivamente, non credo quest'anno, perché bisogna essere sinceri, abbiamo altri impegni, tra cui anche la piscina e la cittadella dello sport, però magari nel 2025, o se esce qualche bando prima di questo termine, noi assolutamente daremo priorità a sistemare questo stabile, perché ripeto, non è solo, io scherzavo prima, non è solo un piacere che facciamo a Gaetana, ma Taglio di Donada è un quartiere importante che lì può trovare un vero e proprio punto di aggregazione per famiglie, per giovani e per chiunque volesse avvicinarsi a questo mondo, che è un mondo fatto di valori e che noi abbiamo il dovere di preservare.